Ecco dove si attesta il Veneto tra le regioni d'Italia per numero di download dell'app Immuni, praticamente a metà. In testa l'Abruzzo, seguito dalla Toscana, fanalino di coda Campania e Sicilia. L'applicazione di contact tracing per il coronavirus, criticata ancor prima che ne venisse spiegato il funzionamento, è in realtà, insieme alla mascherina, uno degli strumenti che dovrebbero permetterci un ritorno più rapido alla normalità. Il suo funzionamento però è efficace in proporzione alla sua diffusione e soltanto nell'ultima settimana i dati sono diventati confortanti. Un dato impressionante l'ultima settimana, quindi dal 1° ottobre al 7 ottobre, ci sono stati 1 milione sostanzialmente di download sui 7 milioni e 7 totali, quindi in una settimana si è fatto quello che mediamente si faceva in un mese dall'inizio della distribuzione. A spiegarlo l'azienda trevigiana che ne ha curato la sicurezza. All'8 ottobre risultano già 7.884 le notifiche di esposizione a rischio inviate e 445 gli utenti che hanno inserito i loro codici di positività, permettendo così di avvisare le persone entrate in contatto con loro. Con l'informazione ricevuta dall'app posso chiedere un tampone e effettuare questo tampone per verificare che il mio contatto con il positivo sia risultato poi in una a sua volta infezione o meno. Immuni non ha nessuna indicazione di geolocalizzazione, gli unici contatti che vengono tracciati sono i contatti fra i Bluetooth dei cellulari e, lo ricordiamo, ha una vicinanza inferiore al metro, i 2 metri. 1 metro di vicinanza e un'esposizione di almeno 15 minuti. Queste sono le condizioni affinché Immuni intercetti il possibile contatto con un positivo. Attenzione, lavora con una tecnologia che è incompatibile con gli iPhone precedenti alla versione 13.5.